risultati così. Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento mercoledì, gruppo TV7, come di consueto dirette sulla pagina Facebook. Abbiamo, dovevo dare la parola a Bisato, però prima abbiamo telefonato, i messaggi, poi la parola d'obbligo a Bisato. Sentiamo che abbiamo al telefono Franco, mi sembra di aver capito, dalla Mallica, pronto? Sono Franco dalla provincia di Padova. Prego signor Franco, rapido, grazie. Buonasera a tutti, sì, almeno due cose me le lasci dire. Allora, vivo questo dramma in maniera incredibile come tutti e questo governo che attualmente abbiamo non è che mi piaccia molto, ma il dramma più grande è che l'alternativa, signor Sorando, la sto vedendo, è che andrebbero al governo quelli che hanno votato che Ruby era la nipote di Mubarak e uno di quei componenti sarebbe quel signore del papete con i balli e i solazzi vari. Questo è il dramma di una persona che vede nessuna prospettiva per la pochezza. Beh, ma guarda che Mubarak era Berlusconi, non era mica... Sì, c'erano anche loro, signore. Vado a finire dicendo che tutto quello che sta succedendo ad ora mi dice un illustre costituzionalista rientra nei canoni della legalità. Quelle che chiamano trasmigrazioni disperate che vanno di qua e di là sono degli onorevoli della Repubblica Italiana senza vincolo di mandato, per cui il comportamento è lecito, legale ed è discutibile solo in maniera così di parte. Ma tutto quello che succede, Conte 1, Conte 2, Conte 3, rientra nei canoni della legalità. La dipendenza politica e l'appartenenza politica portano a dire quello che ha detto il signore costituzionalista, che dovrebbe ribadire quello che ho detto io, che tutto è legale questo che sta succedendo. Perfetto, è stato il nostro schieramento politico. Franco, mi sembra di aver capito che non si fida di nessuno da quel, perché andava, non ho sentito tutto bene il ragionamento, ho sentito la parte iniziale, mi sembra che non vada bene nulla, insomma, né una parte né l'altra, mi sembra di aver capito. Ha chiuso? Mi sembra di aver capito così. Andiamo a vedere i messaggi, vediamo i messaggi. Chiedo alla regia se può mandare altri 4 messaggi. Signore onorevole, fate una cosa giusta, fate una legge elettorale che quando si vota resista per tutta la legislatura. Se non siete capaci fate un referendum dove il popolo decide, 3 opzioni, alla francese, alla tedesca, alla svizzera. A volte copiare non è sbagliato, Max di Caorle. Copiare, se è bello, è anche bello copiare, insomma, se è bello, che se non è bello copiare, che gioco di parole. Classici movimenti di poltrona, quando molti settori come quello della ristorazione sono in ginocchio, si vergognino. Va bene, andiamo a leggerne un altro. Buonasera, complimenti per la trasmissione, spero di avere una risposta. Mia madre a 75 anni sarà contattata lei per il vaccino o devo andare all'US? Grazie, guardi, dopo avremo il responsabile sanitario del Veneto, il dottor Flor, quindi ci spiegherà lui. Ma scusate, ho una seconda casa in Trentino Alto Adige, ci posso andare con tutta la famiglia o mi devo spostare da solo? E anche questo risponderemo anche a questa domanda. Allora, saluto, vedo collegato Renato Mason, segretario della CGIA di Mestre. Buonasera, grazie di essere con noi Mason, vengo subito anche da lei. Allora, Bisato la parola e poi potete intervenire, insomma, se non parliamo tutti assieme e se non ci prendiamo a botte. Guardi, ci riusciamo. Prendo spunto, sì, però poi andare uno sopra l'altro mi pare che non sia produttivo, no, però un dibattito produttivo per così. Chi ci sente da casa. Amplifichiamo anche sto tenore da teatrino, invece no, perché secondo me è bene fare un ragionamento ognuno alla volta, dopo è chiaro che se non la pensiamo uguale a quello che dice qualcun altro interveniamo. L'importante è che non siano prolissi. Allora io mi collego alla telefonata del signore, perché mi pare che ogni piezo spinto venga tirato in capo sempre il Partito Democratico come se fosse, come dire, l'emblema, non dico del male, ma cioè noi ci siamo presi la responsabilità di sostenere un governo in cui il Presidente del Consiglio non è espressione del Partito Democratico,
ce lo facciamo piacere e diciamo che è il punto di equilibrio, perché ci rendiamo conto che in questo momento dentro il Parlamento, con la forza parlamentare che ha più eletti, che è il Movimento 5 Stelle, Conte è un rappresentante del Movimento 5 Stelle, mi pare che si stia anche obiettivamente un po' spostando, ma in questo momento è un rappresentante del Movimento 5 Stelle, quindi attribuiamo che siano loro a dover fare la prima mossa per indicare un candidato alla Presidenza del Consiglio. Ci siamo fatti piacere il fatto che fosse Conte 1, Conte 2 e forse potrebbe essere Conte 3. Allora, tanto a dire che non è che ci andasse tutto bene, anzi, abbiamo detto varie volte che bisognava cambiare passo, perché le cose che diceva nelle settimane prima della crisi Matteo Renzi con una veemenza pubblica che noi qualche volta dovevamo anche usare forse, e invece abbiamo tenuto dentro, abbiamo macerato dentro, erano in parte giuste. Ma poi arrivare alla conseguenza diretta per cui si tira quella benedetta corda per romperla, come abbiamo capito dagli interventi telefonici, dai messaggi, dalla vicinanza che ognuno di noi può avere con qualsiasi categoria sociale, è impossibile da capire. Faccio così. È impossibile da capire, quindi serve un governo in allora questo faccio così, serve un governo, vengo Pipitone. Io cerco, voi state alzando l'asticella e anche sotto un profilo di trasmissione è una cosa interessante, io cerco di abbassarla e vi faccio una proposta anche provocatoria. In questo momento con la pandemia, con la crisi economica, adesso andremo con la CGIA che ci darà dei numeri, con perdite di posti di lavoro dal turismo a tanti altri, non avete paura o non temete o non hanno temuto il governo, visto anche le proteste di ristoratori, che diventa un problema sociale o bene, siete fregati altamente tutti? Ma direttore, ma mi lasci terminare, perché l'impressione mia è che se continua questa musica con il governo che ovviamente è in grosse difficoltà, potrebbe, tocchiamo ferro, mi auguro di no, ma diventare anche un problema sociale. E per me, Renzi e qualsiasi persona se n'è fregato di questo. È quello che sto cercando di dire. Così. Ma perché Pipitone? Perché proprio perché ci sono questi problemi drammatici, a cui purtroppo non veniva da... E non si può ragionare in un tavolo invece che fare dimissioni e saltare il governo. Se mi fai parlare, allora, questi problemi che tu hai detto, che hanno detto i cittadini, e che mi rendo conto è complicato da capire. Io mi rendo conto che il cittadino dice abbiamo la pandemia e tutto, però oggi non vengono date le risposte che questo Paese merita. Allora, piuttosto che mantenere un governo che da mesi, l'ha detto anche lui adesso, il segretario regionale del PD, delle critiche di un governo a cui tutti dicevano che doveva cambiare passo, con un Presidente del Consiglio che non rispondeva agli alleati. Quando facevano le proposte, Renzi ha detto io ritiro le ministre, ma Renzi non ha mai votato, e Italia Viva non ha mai votato contro il Presidente del Consiglio, ha detto ci sono questi temi, scusami, no non Presidente, è che si vogliono bene, dai, però ma questo è un problema politico per il Paese, quindi abbiamo detto ci sono problemi sul lavoro, su quello di... Ma è sicuro che è un problema politico o anche personale con Conte allora cercare di dobbiamo essere... ma scusami, ma secondo lei Renzi è talmente stupido e Italia Viva è un partito piccolo per quanto possa essere, talmente da incapaci che butta il paese sul caos solo perché gli sta antipatico Conte? Il problema è squisitamente politico, è quello che vogliono far capire che Renzi gli sta antipatico Conte e viceversa. Francamente è una cosa veramente ridicola questa qua. Però allora, se fosse anche vero questo, va composta. Per quanto poco va composta. Se mi fai finire però, allora, quando Italia Viva ha ritirato le ministre, Conte, come ho detto prima, se un suo collaboratore, direttore, le fa un suo stretto collaboratore, importante, va bene, anche al suo pari, e gli dice guarda c'è questo problema, e lei non risponde, io penso un dirigente serio chiama il suo collaboratore, il suo socio, quello che è, e cerca di risolvere il problema. La prima cosa che ha fatto Conte è andare a cercare quelli per sostituire Renzi pensando che di poter sostituire Renzi, e questo è quello sbagliato. Erano andare ad utilizzare il Recovery Fund, il ponte sullo stretto di Messina, dire che stupidaggine, non è così. No, erano dichiarazioni sue non che ha fatto Matteo. Sciocchezze. Allora le sciocchezze le ha dette Matteo Renzi, no, perché sono quelle cose che ha detto Matteo Renzi. Il ponte sullo stretto di Messina, che ce l'ha su anche da un po' questo discorso. Il ponte sullo stretto... Stavo pensando la stessa cosa. Questa
il governo, la dimostrazione di che ha ragione. Ma guardate, è incredibile, cioè è terrificante la situazione. Ma voi siete non è questo il terrificante. Noi siamo al governo, il 5 Stelle come punto saldo è sempre rimasto saldo. Il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori. Ma giusta. Scusate, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori ce lo siamo già dimenticati. Lei nei momenti giusti riesce a provocare perfettamente. Ma no, direttore, ha ragione, ha provocato, ha detto solo che ha provocato. È drammatica la situazione. Doveva terminare Cusumano perché ovviamente è quello che ha la maggioranza nel Parlamento. Quindi... Cioè, abbiamo fatto il taglio del cuneo fiscale, adesso stavamo procedendo con il super ecobonus al 110%, avevamo intavolato il cashback per far tornare dei soldi in tasca ai cittadini. Allora queste iniziative che sono state fatte da questo Parlamento ad un certo punto erano portate avanti da tutte le forze politiche. Renzi non ha voluto discutere, Renzi si è puntato su alcune cose e ha mollato il governo e adesso questa crisi non credo gli stia sfuggendo di mano, anzi penso che lui purtroppo sappia benissimo alla fine, da grande stratega che è, dove andrà a parare alla fine. E questo è molto grave. Perché mi può dare un attimino di numeri per quanto riguarda ovviamente l'occupazione e tant'altro, quello che accadrà vista la situazione del governo, vista la situazione politica in Italia. Voi fate degli studi ovviamente per quanto riguarda soprattutto il lavoro, i numeri, ecco, è drammatica la situazione secondo lei, oppure è rimediabile? Allora, i dati di stamattina dicono che il 2020, parliamo dell'Italia in questo momento, 2020 il PIL è andato, ammesso si possa usare questa espressione, meglio di quanto previsto, ammesso che si possa usare questa espressione, nel senso che le previsioni erano intorno al meno 10,3, meno 10,5, si chiuderà il PIL, la caduta del PIL in Italia, meno 9,2, 9,4%. Insomma, non è che sia un non a caso non è un gran risultato, ammesso che si possa parlare di il problema ormai il 2020 abbiamo visto la perdita di posti di lavoro tantissimi in Italia. Abbiamo visto un debito pubblico, lo vediamo, per la verità i numeri non sono ancora definitivi, ma abbiamo un debito pubblico che è schizzato verso il 160%, cosa che noi avevamo previsto contrariamente a quanto scriveva il governo. Noi abbiamo sempre detto che si andrà da 158 al 160% del PIL. Difatti le previsioni di FIT oggi parlano di 160%. E il 2020 lo chiudiamo male, diciamo veramente. Per la verità, con una pandemia che è la prima volta che succede così clamorosa e quindi ha delle giustificazioni, nel senso di dire spiegazioni. Ma il futuro, visto la crisi del governo politica, come lo vede? Al di là che il 2020 era comprensibile per quello che è successo, una cosa ovviamente storica, non era mai capitato una pandemia di tale importanza. Ecco, ma mi dica il futuro, la CGIA si sta facendo degli studi, come lo vede, vista la situazione politica attuale? Allora, i dati a oggi disponibili danno sul 2021 non una crescita del PIL, o rimbalzo è il termine tecnico, del PIL italiano più 6% come ha previsto il governo nella nota, nel NADEF di qualche mese fa per il 2021, ma più 3%. Questo è il Fondo Monetario Internazionale e sostanzialmente anche la Banca d'Italia, perché parla del 3. La pandemia è più lunga. Quindi il PIL crescerà poco in Italia. Siamo l'ultimo paese del gruppo G7, quello che cresce meno. Questo è il primo dato importante da tenere. Fermo, ma secondo lei la politica può rimediare a questo? Ci sono delle scelte. Certo che l'incertezza provocherà ulteriori sconquassi. L'incertezza è la cosa peggiore per l'economia. Per l'economia è meglio sto per dire una cosa molto pesante, è quasi meglio una scelta sbagliata che un'incertezza, che una non scelta, che un rinvio. Perché almeno l'imprenditore, l'impresa ha di fronte delle certezze. Questo è il primo punto importante. Certezza, riproposizione del governo, un nuovo governo, le elezioni. Guardi, io sono molto franco con gli amici, peraltro, che saluto anche, che sono presenti in studio. Nel 2018, appena fatte le elezioni, io sostenevo la necessità di tornare immediatamente alle elezioni. Perché un governo
giallo-verde come è nato, nasceva su presupposti di contrapposizione anche violenta, anche personale, non solo su programmi diversi, e quindi era un governo raccogliticcio. Così si è dimostrato, dopo un anno è caduto. La stessa cosa, lo dico con molta chiarezza anche agli amici presenti, la stessa cosa è successa con il governo giallo-rosso, il governo Di Maio e Zingaretti. Perché dico la stessa cosa? Perché hanno messo insieme forze in nome di andare contro, messo insieme forze che fino a un minuto prima, adesso esagero, cioè fino a poco prima, erano in una contrapposizione e programmatica e personale e di comportamenti inaccettabile, inconciliabile, e si sono messi insieme. È evidente che se non c'è un programma, un progetto comune, i numeri non prima bastano. si riparte meglio. Perfetto, Mason, rimanga lì, poi verrò anche da lei, vengo dal Trabucco in modo da intervenire tutto. Vuole intervenire Bisato? Sì, collegandomi anche a quello che dice Mason. Allora, tre appunti, guardi giro, che è giro per il mondo. quello che dice Mason. No, anzi no, è molto stimolante quello che sta dicendo. E, ad esempio, sul fatto che non cresca nel 2021 come era stato previsto 3 mesi fa, è perché la pandemia si sta allungando molto di più di quanto si poteva prevedere. Sì, cioè, nel però senso se tu fai un progetto con Recovery Fund e lo fai bene, magari può migliorare. Invece no. Sì, esatto, anche se la situazione politica questo è il problema. Ho capito, Pipitore, ho capito. Scusa, solo per dare un'ulteriore precisazione. Sì, noi cresciamo del 3% e quindi la pandemia continua, ma andiamo a guardare la Spagna, andiamo a guardare la Francia, andiamo a guardare la Gran portando alcuni esempi. Cioè questi qua che hanno anche loro la pandemia, per certi versi più pesante della nostra, diciamocelo con chiarezza, perché tutto sommato l'Inghilterra sicuramente sta reggendo, ha retto e sta reggendo pur con tanti difetti, sta reggendo. Gli altri però crescono il doppio, la Spagna è prevista una crescita nel 2021 doppia rispetto all'Italia. E questo è un Quindi problema politico. Il discorso della pandemia che continua regge fin là, Bisato, regge fin là. Sono d'accordo, però su questi dati anche dagli altri stati, su come andrà l'economia, vorrei vedere la fine della fiera, perché chi vive di turismo, il turismo è bloccato in Italia, è bloccato in Spagna, è bloccato in Israele, è bloccato in Germania, non ci si muove. Siamo nel bel mezzo della pandemia, peggio che col blocco assoluto di marzo dell'anno scorso. Le previsioni sono queste, che l'Italia è quella che cresce meno di tutti. Sono previsioni, direttore, previsioni. Ma non vanno molto distanti. Il dato consuntivo mese per mese sta cambiando dalla sera alla mattina. Sì, ma non è che mai noi siamo i migliori. Cioè, ma quando mai? Ma io non sto dicendo quello, ma sto dicendo che con onestà intellettuale, quindi senza appartenenze politiche, se in gennaio si prevedeva, e lo prevedeva l'Italia e gli altri stati, di fare la vaccinazione e ti accorgi che poi la vaccinazione la farai 8 settimane dopo, di conseguenza slitta tutto in là, perché non puoi fare la vaccinazione per spostarti in un altro paese, perché non te puoi andare in albergo, perché no, solo questo governo non mi permette di dire Pfizer non produce i vaccini per l'Italia, per la Germania, per il allora mi spieghi però volevo toccare un altro volevo sapere, visto il ragionamento dei vaccini, poi ci ritorno perché avremo il dottor Fro, che è il presidente ovviamente direttore generale della sanità del Veneto. Il presidente americano ha detto: voglio nel giro di marzo 300 milioni di dosi di vaccini. Punto. Come mai tutti gli altri in Inghilterra arrivano, in America arrivano e noi abbiamo, lasciatemi finire questo concetto, Pipitone, mi domando da cittadino italiano più che da conduttore, come mai fatalità qui in Italia succedono queste cose, succede che sbagliamo a comprare le punture, succede che sbagliamo e ci sono degli interessi loschi per le mascherine, ne abbiamo visti tutti i colori, ma come mai in Italia... Vaccini come mai? Oligopolio. 3 produttori al mondo hanno in mano quella cosa lì che va gestita da un'istituzione pubblica che stabilisca che in piena pandemia non puoi dipendere da AstraZeneca, Pfizer e via discorrendo. E come mai l'America vale a 300 milioni? Perché ha una politica e la politica americana è più forte della nostra. Sì, allora vuol dire che la nostra è più debole, perché se noi al governo ci fosse una politica
potente, 100 milioni di vaccini. Direttore, per cortesia, i vaccini non li abbiamo comprati come italiani, li ha presi l'Unione Europea. L'Unione Europea sta sul mercato e gli Stati Uniti d'America sono 4 volte l'Unione Europea. Non siamo gli ultimi, anzi siamo i primi in termini di numeri di persone vaccinate. Ha tutti quei vaccini perché la multinazionale Moderna ha avuto tanti contributi dallo Stato americano per fare il vaccino. E quindi, infatti noi abbiamo 60.000 vaccini al mese di Moderna o a settimana di Moderna piuttosto che 400.000 della Pfizer. Se mi lasciavate fare un ragionamento. E quindi quello è dovuto a quello sostanzialmente. L'altro problema che diceva il responsabile della CGIA di Mestre, su cui io sono d'accordissimo, è quello che può fare il governo ed è quello che diciamo noi. Noi abbiamo oggi un'occasione irripetibile, bisogna lo spiegare ai cittadini. Va a finire che Renzi è un santo. Come me lo presenta lei, va a finire un santo? Io dico bisogna che spieghiamo alla gente, perché non è che ci sono dei matti che vogliono il male dell'Italia o la distruzione dell'Italia perché non c'è il governo. Noi abbiamo detto un governo esiste se ha un senso. Allora lo sa l'impressione che io, mi scusi Vittorio Samaranti, non dovrei interrompere solo che è maleducato e le spiego perché ho una simpatia nei suoi confronti, perché ho modo di esporre con una certa enfasi che ci mette il cuore. Io sono convinto che Renzi non mette il cuore che mette Pipitone, mi scusi se ho questa impressione, faccia, termino e glielo ripeto per l'ennesima volta, faccia per altri interessi. Se c'è Pipitone lì crederei sicuramente. Io non lo so che interesse può avere Renzi, basta vedere anche quello che stiamo dicendo. Uno che dice smetto con la politica, non faccio più politica. Ma sì, scusi direttore, ma quelle sono cose. Ha sbagliato Renzi a dirlo, secondo me ha sbagliato a dire, perché uno che fa politica a questi livelli non deve mai dire una cosa del genere. Diciamo che in quel momento la riforma istituzionale era così importante che lui ha detto quella, non so se gli è scappata eccetera. Dopodiché quello che dice rimane giustamente, ma ne risponderà Renzi sta roba qua. Detto ciò, oggi abbiamo quello che diceva il responsabile, ribadisco, il dottor Mason, ecco, della CGIA di Mestre, che ha fatto un discorso eccezionale ed è quello che diciamo noi. Un governo qualunque esiste se fa le cose giuste. Noi andiamo oltre quel 3%, se quei 209 miliardi, che poi sono molti di più alla fine con altri c'è anche il MES, vengono investiti in infrastrutture, telematiche, in ricerche. Questo governo oggi, nonostante quello diceva il responsabile della CGIL prima del Veneto, oggi su questa roba qua è totalmente incapace. Ha fatto una prima proposta del recovery fund bloccata da Renzi, ha fatto benissimo, dove c'era il 70-80% di contributi a fondo perduto, non si capiva nulla. Certo che Boron e Enoch ha ragione nel dire siete voi che litigate. Questo i cittadini devono capire, perché la politica serve a questo, a ragionare, anche se fa scelte che possono apparire sicuramente non felici, scelte impopolari eccetera, ma il governo nuovo si farà. E si farà un nuovo governo con le stesse forze se si fa su un progetto in prospettiva di quei prossimi 2 anni diverso. Non è che si fa il Conte Ter allo stesso modo. È evidente che Renzi non ci può stare, Italia Viva non ci può stare. Si può fare. Noi non abbiamo fatto nomi, l'unica forza politica che non ha fatto nome è Italia Viva. Infatti io sono allibito che anche il PD o altre forze facciano il nome di o Conte o Morte. Hanno fatto, hanno fatto oggi al Senato un nuovo gruppo, al Senato per fare sempre i soliti, poi il costituzionalista ci può spiegare meglio cosa significa, dove ci vogliono 10 senatori, 10. Ne hanno trovati 9, il PD gliene ha prestato 1 per fare 10. Ma vi pare normale una cosa del genere? È normale, Trabucco, che succeda questo? Fermo, glielo chiediamo. Trabucco, è normale che succeda questo? È normale perché i membri del Parlamento rappresentano una nazione. Certo, non rappresentano è legittimo dal punto di vista procedurale. Ed esercitano le loro funzioni, dice il testo fondamentale, senza vincolo di mandato. Però questo vuol dire... Il senatore non risponde ai propri partiti, risponde semplicemente dell'interesse della nazione. Quindi non c'è un rapporto tra... Sì, ma questo può essere anche in termini, in termini legali è corretto, ma in termini di programmazione di lavoro, da sicurezza che questo governo, in virtù proprio che cercano e raccattano persone, possa avere un futuro di successo, definiamolo così, insomma. Qui sarà da capire, soprattutto al Senato, dove la maggioranza, abbiamo visto, insomma, con
la questione di fiducia posta sulla risoluzione della settimana scorsa è traballante. Io non credo che il gruppo parlamentare che è nato oggi legittimamente al Senato sia così determinante. Io credo che Italia Viva, i due gruppi parlamentari, soprattutto al Senato Italia Viva, siano decisivi, siano l'ago della bilancia. Ma lei cosa pensa, Trabucco, lei cosa pensa della politica italiana e dei politici italiani, visto che è un costituzionalista? Ma guardi direttore, io faccio mia la frase che diceva Churchill e che poi ha ripreso anche De Gasperi, che noi non abbiamo bisogno di politici ma di statisti. Lo statista è quello che pensa alle prossime generazioni, il politico è quello che pensa alle prossime elezioni. Ecco, io credo che l'Italia abbia bisogno più di statisti, indipendentemente dalle scelte dal colore politico, e molto meno di politici. Anche perché noi stiamo assistendo alla politica italiana non solo a una degenerazione partitocratica oligarchica, ma anche a una eccessiva personalizzazione della politica. Stiamo arrivando a una democrazia dei followers, a una democrazia che è sempre più impalpabile, a una democrazia rappresentativa che non è in grado di farsi democrazia Quindi non governata. apprezza molto i politici, insomma, mi sembra di capire nel suo ragionamento. Ho le mie idee politiche, le esprimo anche, non faccio attività politica, non l'ho mai fatta. Credo che un politico che si mette al servizio della nazione sia, come diceva un grande Papa Paolo VI, la forma più alta di carità. Però se lo fa ovviamente deve saper selezionare in maniera adeguata e corretta l'interesse pubblico. Allora prima della pubblicità facciamo così, andiamo a vedere. È utile se in statisti, cioè una visione di ampio respiro. La fermo nel ragionamento perché siamo andati a chiedere proprio questa mattina tra la gente se ne piacciono i politici italiani. Sentiamo cosa hanno risposto. Immagino. Che cos'è che non piace degli attuali politici al governo? Ma probabilmente che fanno piani, progetti, però poi a livello pratico non vengono viste tutte le riforme che millantano nelle sedi di governo, appunto. Quelli fanno semplicemente il loro lavoro, ti dicono quello che vuoi sentirti dire e a loro gli altri dicono quello che vogliono sentirsi dire i politici. E non danno assolutamente nessuna tranquillità, non danno tranquillità. Siamo sempre in ansia, siamo tutti preoccupati. È uno schifo. Cioè io se devo giudicarli giudico uno schifo perché non è possibile che nel 2021 siamo a questi livelli. Cosa comporta questo continuo litigare tra politici? Che cosa comporta per i cittadini? E comporta solo serie e paiori. Parlano di ieri non che fa niente, a noi altri non mi fa proprio un bel niente. Non era proprio il momento di fare una cosa del genere, almeno vedere come vanno le cose con questi vaccini, con queste cose, sa neanche quando faremo il vaccino. Non serve alla gente di togliere la fiducia e fargli vedere solo gli aspetti negativi. A che serve? A qualcuno di noi? La classe politica è un serio problema e ci auguriamo che sia la nostra coscienza a illuminarci davanti a chi andiamo a scegliere a votare, insomma questo è il mio pensiero. Ne avevamo delle altre Boron da mandare, ma hanno tutte sulla stessa. Non sono incazzatissimi, mi scusi il termine che non è elegante, però dicono che non hanno fiducia, non danno una garanzia al popolo, ai cittadini e a chi deve vivere quotidianamente la vita. E questa è l'impressione che io ho avuto da queste interviste, tranne una che ha detto che fa uno schifo, che ci sta, però la maggior parte mi sembra che abbia dato delle indicazioni. Hanno 8 interviste e su 8 interviste hanno detto non abbiamo una tranquillità politica che guarda il futuro con un ottimismo, dai vaccini all'economia e tant'altro. E questo ha detto, non ha detto che sono. Anch'io pensavo che le risposte fossero offensive, invece le risposte erano anche risposte corrette, anche perché tra le trasmissioni televisive voi siete sempre presenti, dico voi, ma tanti altri in tantissime in talk show, soprattutto nelle televisioni locali, la gente ascolta, apprezza e giudica, e la giudica in maniera credo corretta ed educata. Vabbè, un discorso è ovviamente criticare e giudicare in maniera educata, un discorso è avere insomma passione per la politica da parte dei cittadini che credo non ci sia. Mi sembra pur di sentire rassegnazione più che. Oppure rassegnazione, vabbè, è ancora più brutto. È ancora più brutto. Questi che facciamoci andare bene, però non è la soluzione. Io credo che non abbia questo momento, ma
non è l'unico, in questo momento non stia dando la massima prova, insomma, la politica, chi governa, di risolvere, no, di puntare a risolvere i problemi del Paese, i problemi soprattutto di chi lavora, di chi è in difficoltà, perché è vero che siamo in emergenza sanitaria e pertanto viene prima di tutto, però è vero che non si deve trasformare in un'emergenza economica, un'emergenza sociale, che è quello che sta avvenendo. Secondo me il fatto di aver pilotato questo Paese in questo anno di crisi sanitaria e crisi pandemica, senza ovviamente pensare più in là del proprio naso, che era quello di programmare eventualmente economicamente la possibilità di uscita, ma soprattutto l'intervento economico durante questa fase. Io vorrei ricordare che quando eravamo a marzo, aprile, si parlava, insomma, chi era il governo Conte parlava che non avremmo più vissuto un periodo del genere, diceva che Natale sarebbe stato il periodo normale che tutti gli anni viviamo. Lo speravamo quando tutti, non poteva mica avere la sfera di cristallo? No, sfera di cristallo, perché scusami, queste facevano le audizioni anche, si facevano audizioni in regione su questo. Dall'altra parte c'erano i tecnici, gli scienziati, i medici, i virologi che dicevano l'opposto, e che dicevano no, prepariamoci a quello che apri tutto, scusate, chiudi tutto. Non è che prendi eravamo la regione che eravamo portati in tutto il mondo, sì, però in generale era una pandemia che nessuno, io non credo dare colpa a nessuno, eravamo la regione che eravamo dei fenomeni a gennaio, febbraio, marzo, aprile, oggi da 2 mesi siamo la regione peggio del mondo. Con quello che sto dicendo, io sto dicendo l'opposto. Che la pandemia non è colpa di nessuno. No, non è vero. Allora, la pandemia, il virus non è colpa di nessuno. Come intervieni e come cerchi di intervenire in questo periodo, cavoli se è colpa di qualcuno, no? Non è che preoccuparsi per 2 mesi e spendere soldi per i banchi a rotelle era una condizione prioritaria quando non mettevi a posto i trasporti pubblici e a fine settembre, primi di ottobre, hai visto gli autobus pieni di ragazzi che andavano a scuola ed è scoppiata la crisi pandemica di nuovo. Guardi che il maggior contagio è avvenuto in ottobre, dopo l'apertura delle scuole, cioè è davanti a tutti, lo sanno tutti che è andata così. E nessuno è intervenuto. Il fatto che c'erano settori e filiere intere economiche, il fatto che c'erano settori interi, filiere economiche intere in difficoltà e che tu prevedevi di chiudere e non hai previsto un metodo, non dico di ristoro, perché è sbagliato parlare di ristoro, si parla di indennizzo, non l'hai previsto. Cavoli, non è che poi puoi dire non siamo cresciuti economicamente, non usciamo economicamente, quando non hai previsto nemmeno gli ammortizzatori sociali nel tempo dovuto, perché c'è gente ci sono persone dipendenti che dopo aver preso il 70-80% di cassa integrazione l'hanno vista con mesi di ritardo. Queste cose da chi dipendono? Dalla crisi sanitaria o da chi governa e mette in atto le misure concrete? Non è che possiamo sempre girarci attorno, no? Perché poi alla fine torniamo indietro, parliamo sempre di quelli che c'erano prima e quando sei lì che governi ti devi prendere la responsabilità. Da chi dipende? La responsabilità, scusi, perché quando lei giustamente va a intervistare parlano di politici, ma guardi che ci sono anche politici che lavorano. Bene, ci sono politici che lavorano e che tutti i giorni i problemi di cui si parla li vivono personalmente, li vivono perché vanno a lavorare, perché aprono una serranda, perché aprono un'azienda, perché sanno cosa vuol dire mandare avanti una baracca, no, una bottega in questo periodo, quando forse non ci siamo resi conto che ci hanno fatto spendere, lo dico da imprenditore, ci hanno fatto spendere migliaia di euro per adattare le aziende, adeguare le aziende alle misure sanitarie per poi chiuderci. Cioè, ma chi è che glielo va a spiegare a un ristoratore, a un barista, a un'azienda che gli hanno fatto spendere i soldi? E glielo dico perché è successo, spendere i soldi per adeguare l'azienda alle misure sanitarie e investire nelle misure sanitarie perché hanno scritto 50% di credito d'imposta. Sa com'è andata a finire? Che poi, siccome non c'era la copertura finanziaria, l'Agenzia delle Entrate ha mandato una circolare che quel credito d'imposta non era più il 50%, era il 10% postumo, dopo aver speso i soldi. Quindi... scusi, di chi sono queste responsabilità? Allora, dopo risponde Cusumano, che è il governo, e poi... dopo dici che il PIL non cresce. Cavoli se il PIL non cresce, se non fai girare la moneta, ma soprattutto non fai girare il fatturato. In Germania, sai perché
il PIL in Germania calerà di meno? Perché hanno fatto una scelta diversa. Non hanno dato indennizzi, hanno pagato i fatturati, pagando i fatturati, l'azienda incassando il fatturato paga il dipendente, paga le bollette, non ferma l'indotto economico. La Germania ha meno debiti, molti. Ho capito, ma non ferma l'indotto economico. Nessuno dice che devi fare il 70-80%. Fermi tutti, ho la pubblicità, poi Cusumano. Ho la pubblicità.